E ora passiamo ai riconoscimenti. Ci ricegniamo Enzo Paci attraverso il sindaco questo il ciglio d'argento. Le motivazioni di questo premio, di questo giovane genovese bravissimo, che ha fatto una gavetta meravigliosa, ha cominciato dal teatro Scabili nella scuola di recitazione. Abbiamo fatto anche delle cose insieme vecchie così 50 anni fa, lui ha 51 anni, quindi era un bambino. Dunque, allora leggi le motivazioni, Anna. Attestato Ligure Illustre 2023 e ciglio d'argento a Enzo Paci, attore. Allora, Enzo Paci nel 1997 entra nella scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, diplomandosi nel 2000. Nato come attore teatrale, lavora per un breve periodo per Radio 19, radio del quotidiano genovese Il Secolo XIX, e poi comincia a esibirsi nelle trasmissioni televisive comiche di Colorado nel 2007 e di Zelig tra il 2009 e il 2013, entrambe in onda sulle reti Mediaset. Nel 2011 è protagonista con il personaggio di Mattia Passadore della trasmissione comica Central Station, in onda su Comedy Central. Nel 2014 è coprotagonista del film di fantascienza 12-12-12 del regista Massimo Morini. Tra il 2019 e il 2020 entra nel cast principale della serie TV Scatola Nera. Nel 2021 partecipa alla serie televisiva Rai Blanca. Un applauso! Bravo! Nel ruolo del commissario Mauro Bacicalupo. Nel 2022 interpreta nella serie televisiva di Sky Atlantic Il Grande Gioco, mentre nel 2023 interpreta il regista Carlo Bortolini in Sono Lillo, serie TV in onda su Amazon Prime Video. Recentemente ha interpretato il ruolo del grande attore genovese Paolo Villaggio. Il biografico di prossima uscita 2024, Come umano lui, diretto da Luca Manfredi, con la collaborazione di Elisabetta Villaggio, figlia del celebre attore, inventore della tragicomica maschera italiana del ragionier Ugo Fantozzi. Bravo, bravissimo! Vuoi dire delle parole oppure dopo? No, sono emozionato. Sei emozionato, dai, allora. Grande soddisfazione. Grazie davvero, sono veramente felice di essere qui. Inutile dire quanto noi amiamo la Liguria, Genova, siamo campanilisti, lo siamo sempre stati. E, essendo io anche un comico, però vorrei dire una cosa. Io sono un po' stufo della nomea che ci siamo fatti in Italia. Ogni volta che vado fuori dicono però voi liguri siete poco espansivi, siete duri, l'accoglienza ligure non è bella. Io per lavoro, come tanti qui, faccio l'attore, noi giriamo l'Italia e posso dire che la maleducazione non è una nostra esclusiva. Cioè io sono stufo di sentirmelo dire. Anzi, io trovo veramente che ci siano dei miglioramenti. Io giro l'Italia, signore, la maleducazione io l'ho trovata ovunque. Cioè non è vero che i baristi genovesi sono i più maleducati d'Italia, lo vogliamo dire? Vai un po' alla Spezia. No, scherzo, questa battutaccia. Robby, ho fatto la battutaccia. Sai dov'è che invece ho incontrato il barista più antipatico? Ma veramente? Insospettabilmente, in Puglia. C'è qualche parente pugliese qui? In Puglia credo di aver beccato, vedi qualcosa di... Ora, i pugliesi saranno simpatici, voglio dire. Ecco, ero con mia moglie, eravamo in Puglia, eravamo in vacanza, entro in un bar, chiediamo 2 caffè, entro dentro, c'era questo qua di spalle, non mi ha neanche salutato, è sempre stato così. Io dico, buongiorno, vorrei 2 caffè, e lui, un tremone, un puccino di mano, mi prende il caffè e me li butta così, credi, sul bancone, ma con una mano... Scusi, mi può macchiare? Un tremone, un puccino di mano.
mi manca questo caso di caffè, bevo una schifezza di caffè, avrei detto una merda signora, ma siamo in una... Vado a pagare, credimi, vado a pagare, questo qui non mi ha mai guardato in faccia neanche una volta, in Puglia, poi dico, infatti a mia moglie gli ho detto, poi dicono di noi genovesi, sto qua si gira, siete di Genova, io sono di La Spezia, sono qua a Bari perché ho dato 2 cicciolate a una di Bitoto. No, scherzo. Noi abbiamo delle grandi caratteristiche, sai cos'è? Noi abbiamo una sincerità rara, perché noi non ce le sappiamo tenere le cose, noi le dobbiamo dire, ed è contagioso. Ora, vedi, io mi sono tolto la barba, avevo la barba perché ho fatto Blanca, facevo il commissario, ho incontrato un amico, signora, ieri in via 20, così, ci siamo incrociati, lì, Paci, ti sei tolto la barba, sembri un culo. Ora, signora, non gli avevo chiesto niente, passavo, Si è sentito di dirlo, cosa gli devi dire? È sincero, è schietto, come noi siamo. Siamo schietti, noi siamo così, ed è contagioso questo atteggiamento. C'è mia madre che è nata a Caserta, è venuta su a Genova a 12 anni, ora è più genovese dei genovesi, signora. È partita da Caserta che diceva, siamo gente allegre, siamo gente del sud, siamo caldi, siamo contenti, è scesa a Brigno, bene, mi sono rotto il melino. Ed è contagioso, ormai è una genovese doc. Eravamo a San Martino, signora, San Martino, mia mamma fa delle analisi periodiche, ogni anno fa la rettoscopia, fa ridere che faccia la rettoscopia, no? Povera donna. E siamo arrivati nell'ospedale San Martino, c'era una signora con la mamma, che erano avanti a noi, e la signora era chiaramente molto spaventata perché non aveva mai fatto la rettoscopia, e la figlia cercava di rincuorarla. Mamma, stai tranquilla, vedrai che la rettoscopia non ti fa male, non usano tubi da 15, magari ti sedano. E insomma e mia mamma, signora, non ci dia retta, fa un male cane. E io guardo mia mamma e dico, mamma, ma perché glielo dici? Vedi, ma fatti gli affari, perché non ce lo devo dire che fa male? Vedi, perché non te l'ha chiesto, mamma? Ormai, signori, è genovese doc. Noi siamo così, siamo sinceri, siamo schietti. Ed è proprio la vostra schiettezza che io voglio rivolgermi ora, nel fare l'applauso più caloroso, schietto, a tutti i liguri del mondo che portano in alto il nostro cuore, perché secondo me veramente siamo un territorio, siamo delle persone veramente particolari. Guarda il Signore, uno che non ride dal 18, guarda. Non ride dal 18, ma sono sicuro che se tu mi inviti a casa, assolutamente sì. Però ha fatto assolutamente sì. Era un sì. Però vedi, perché noi siamo così. Da PIL così stiamo un po' sulle balle a tutti, vero signora? Però se poi ci invitate a casa, un fagiolo, non ce l'ho negato. Evviva la Liguria, evviva Genova, ragazzi! Il signore sindaco di Neirone. Ah, ecco perché ti ho chiesto se mi inviti a Genova, mi inviti, perché sei di Neirone, dove cazzo ti trova a Genova? Ci fa, sì, vieni, cercami, sono di Neirone. Abiti a Genova, cioè tu sei il sindaco di Neirone ma abiti a Genova, perché lo vogliamo dire, Neirone fa cagare, no, tu non lo puoi dire, abbracciami, ho fatto la battuta da comico maledetto, ciao, questo no, evviva Neirone, ciao. Per una frazione, attenzione, Neirone, no, Dorica. Va bene, l'amico Ceccone ha cantato, grazie. Non sai Enzo che da Neirone ci è passato Dante Alighieri. Da Neirone ieri, pensa, infatti nella Divina Commedia non lo nomina direi. Non c'è. Evviva Neirone, ora non mi invita sicuramente più. Uno special guest, un onore per noi, Associazione Liguri nel Mondo, e questa sera il nostro special guest Enzo Paci, un Ligure nel mondo. Un Ligure nel mondo, quindi porto un po', ecco, il nostro vessillo nel mondo. Tra l'altro tengo a precisare una cosa, tra l'altro che sono onorato per questo premio, ma visto che appunto mi hanno chiesto anche di fare un discorso, ci tengo a dire che noi genovesi non siamo così arcigni, cattivi come si dice nel mondo.
in generale i liguri vengono descritti come poco accoglienti, invece non è assolutamente vero. Almeno io sono convinto che i genovesi non siano i baristi, ad esempio, più antipatici del mondo. Vai un po' alla Spezia. Vabbè, battutaccia. Sai dove hai incontrato il barista più antipatico del mondo? Ma ho un'idea, però raccontamela di nuovo questa, perché questa è veramente molto interessante, un aneddoto. In Puglia c'era questo barista che gli ho chiesto 2 caffè, eravamo io e mia moglie in vacanza, lui era di spalle che si grattava, non dico dove, non ci guardava neanche, ci butta i caffè così anche con un po' con disprezzo così sul banco, pago. Allora, un po' indispettito, guardo mia moglie e dico, ma poi dicono di noi genovesi. Sto qua si gira, ci fa, ah, siete di Genova? Io sono di La Spezia e sono qui a Bari perché ho dato 2 cicciolate a una di Bitonto. Va bene, quindi grazie per Grazie per l'aneddoto, quindi Liguri nel mondo, e abbiamo appena assistito, a proposito di Liguri nel mondo, ad un collegamento internazionale con Liguri veramente da ogni parte del mondo. Ti ha emozionato questo collegamento? Beh, mi fa sempre molto piacere vedere che i legami umani vanno oltre ogni confine, cioè, ed è una metafora bellissima di quello che dovrebbe essere il mondo in generale. Dovremmo essere più dominati dalla fratellanza che dalla discordia. Il mondo andrebbe meglio se fosse un po' più amore, un po' più di fratellanza, un po' più di comunione. Quindi le risate, però voglio dire, un Enzo Paci anche profondo e insomma che sente molto di essere un Ligurians e di anche insomma di portare sia un po' di serenità con le tue battute eccetera, ma direi anche, no, anche della profondità. Ma guarda, facciamo un lavoro che è quello del teatro, che è quello della fiction, del cinema, che è uno dei pochi mestieri fatti in maniera comunitaria. Le responsabilità sono tante, sono suddivise tra tutti gli attori, tra tutte le maestranze, sono dei lavori cosiddetti di gruppo e di nuovo sono una metafora bellissima di come dovrebbe essere l'essere umano, cioè tutti uniti per uno scopo che dovrebbe essere la sopravvivenza dell'essere umano e non la sua devastazione. Io non riesco a comprendere le guerre, sembra banale e ridondante dirlo, ma sono veramente delle cose inutili, non riesco proprio a comprendere. Intanto noi ti ringraziamo insomma, per questo tuo intervento e poi insomma, per le risate che anche ci hai lasciato, ci hai lasciato con un sorriso anche questa sera, una bella inquadratura sul nostro Enzo Paci e l'Associazione Liguri nel Mondo, questo riconoscimento, e ti lascio fare un saluto quindi a tutti i nostri Liguri nel Mondo. Io vi saluto, spero di venirvi a trovare, di girare abbastanza al mondo per vedervi tutti. Ciao.